A Cagliari rinasce l'Arena Grandi Eventi, l'area c'è ancora a Sant'Elia e il comune sta imbastendo un progetto per fine luglio. Ci facciamo spiegare tutto in anteprima dall'assessore del turismo Alessandro Sorgia. Sì, devo dire che stiamo pensando a due attività produttive. In questo caso le attività degli ambulanti che hanno sofferto veramente tanto tra le varie categorie, che hanno sofferto forse più di altre. È un progetto che sarà adeguatamente predisposto da un'associazione di categoria degli ambulanti, un'attività che io spero possa servire anche a riqualificare la zona da un lato e dall'altro lato delocalizzare un po' la movida, perché può essere questa una location che, se apprezzata, potremmo fare anche delle altre iniziative. Ecco, l'iniziativa alla quale state lavorando, che coinvolge gli ambulanti, qual è? Beh, è un'iniziativa che è in itinere, ci stiamo lavorando, sarà fatta mi pare l'ultima settimana di luglio, saremo più precisi nei prossimi giorni e spero che possa essere partecipata il più possibile. Lì troveranno spazio gli ambulanti che venderanno che cosa? No, venderanno un po' di tutto, diciamo quelle attività che seguivano sagre e fiere e che purtroppo dei PCM che si sono succeduti hanno avuto danni più di altri. Torronai e paninari? Non solo, anche altri tipi di attività. Quindi si può parlare di una sorta di villaggio del gusto all'Arena Grandi Eventi, all'Arena Sant'Elia nell'ultima settimana di luglio, e questo è il progetto? Diciamo di sì, l'obiettivo è questo e spero che sia il più partecipato possibile, che i cittadini possano apprezzare questa iniziativa e dare un po' di respiro alle attività che hanno sofferto tanto in questa pandemia. L'ingresso sarà gratuito, ovviamente? Assolutamente sì.